Buonasera a tutti, bentornati all'approfondimento serale del lunedì. In queste settimane ci stiamo occupando delle elezioni che sono in programma il 26 di maggio. Sono tanti i comuni che vanno al voto. La scorsa settimana ci siamo occupati di Rapallo, questa sera invece parliamo di Santa Margherita Ligure. In questi giorni la campagna elettorale sta entrando nel vivo, sono 3 i candidati a sindaco e li saluto perché questa sera sono qui con noi. E dunque Guglielmo Caversazio della lista L'Alternativa per Santa, buonasera. Buonasera. Paolo Donadoni, Insieme per la Città, il sindaco uscente, buonasera. Buonasera. Claudio Marsano, candidato con Progetto Santa Insieme con voi, bentornato, benvenuto in studio. Buonasera. I candidati sono seduti secondo l'ordine di estrazione, quindi anche di comparizione sulla scheda elettorale. Spieghiamo brevemente quali saranno le regole del gioco di questa sera. Ciascun candidato avrà 15 minuti di tempo totale per rispondere a 6 domande, 6 temi di cui si sta parlando a Santa Margherita Ligure. Partiremo con il primo candidato in ordine di estrazione, quindi faremo poi un doppio giro in maniera che ciascun candidato parta per primo e soprattutto non concluda mai per ultimo, quindi per avere un rispetto della par condicio e quindi anche di tutela dei candidati. Al termine di questo quarto d'ora azzereremo nuovamente il timer e ci sarà un minuto finale di appello al voto. Allora iniziamo con la prima domanda, è un tema che è molto caro a Telepace, come diciamo sempre, che segue anche le indicazioni del forum delle associazioni familiari del Tiguglio, ed è questa: è disposto ad attuare il fattore famiglia per una fiscalità a sostegno dei nuclei familiari, sarebbe propenso ad istituire un assessorato alla famiglia e ha in mente misure forti per combattere l'emergenza spopolamento. Iniziamo dunque da Guglielmo Caversazio, a lei. L'emergenza dello spopolamento è decisamente il problema più grande che Santa Margherita si trova ad affrontare. Negli ultimi 20 anni la nostra città ha perso più di 2000 residenti e solo nell'ultimo anno, a fronte di più di 170 morti, sono nati soltanto 40 bambini. Questa è la fotografia di una situazione veramente pericolosa per la nostra città, perché lo spopolamento porterà nel giro di 20 anni, se non viene invertita la tendenza, alla morte del tessuto economico e del tessuto sociale della nostra città. Per questo abbiamo voluto mettere in campo nel nostro programma un nuovo pacchetto sulla residenzialità che si muove su 2 direttrici principali. La prima è quella naturalmente legata al caro degli affitti e quindi vogliamo naturalmente istituire un contributo all'affitto per le giovani coppie che decidono decidono di stanziarsi a Santa Margherita e soprattutto incentivare i contratti di affitto più lunghi che possano permettere appunto a famiglie giovani di stanziarsi nella nostra città. Dall'altro punto di vista vogliamo invece aumentare i servizi che vengono offerti alle famiglie e soprattutto costruire una vera città a misura di bambino, riqualificando la zona delle scuole, del palazzetto dello sport e del parco di Batti che attualmente versa in uno stato di semiabbandono, ripensando la funzione di quest'ultimo per poter creare veramente a Santa Margherita la città dei bambini e dei ragazzi. Velocemente sull'assessorato alla famiglia, sì o no? Io penso che a Santa Margherita non ce ne sia bisogno, nel senso che l'assessorato ai servizi sociali che esiste già ha sempre lavorato molto bene e che il Comune sui servizi sociali, devo dire anche nell'amministrazione precedente, quella del sindaco Donadoni, ha lavorato molto bene, quindi non credo che ci sia da noi la necessità di istituire un assessorato specifico alla famiglia. Bene, grazie. Adesso passa a Paolo Donadoni, fiscalità, assessorato alla famiglia, emergenza, spopolamento, a lei. Allora, attuare il fattore famiglia sicuramente sì, la risposta è positiva, in realtà però posso dire di più. A Santa Margherita abbiamo dei servizi capillari e individualizzati che coprono le esigenze della famiglia tutte, dalla nascita del bambino fino alla cura dell'anziano. Il Comune di Santa Margherita Ligure investe ogni anno 3 milioni di euro di bilancio sui servizi alla persona. In tutta la provincia di Genova è il Comune con la maggior quota pro capite investita sui servizi alla persona. Questi servizi sono tanti, faccio un esempio spicciolo: i buoni pasto per la mensa in 5 anni non sono mai aumentati, sono ancora oggi quelli del 2014, nonostante sia migliorato il servizio. Dall'asilo nido al centro diurno, alla mensa scolastica, al trasporto scolastico, le rette sono calibrate su misura sulla fotografia della famiglia, cioè tengono conto delle esigenze reali e delle capacità reddituali reali della famiglia.
Quali sono le conseguenze di queste politiche per la famiglia? Faccio alcuni esempi. L'asilo nido nel 2014 rischiava di chiudere una sezione per carenza di iscritti, oggi ha le liste di attesa. Il centro diurno è stato potenziato e incrementato al punto che in questo momento è un riferimento per tutta la circoscrizione del distretto sociosanitario. Con il forum delle associazioni familiari del Tiguglio abbiamo lavorato in sinergia per anni e abbiamo anche firmato un protocollo operativo oggi vigente. Sull'assessorato alla famiglia io credo di poter dire che in fondo io ho già 2 assessori alla famiglia, perché servizi alla persona e istruzione scolastica, Cozzi e Tassara, lavorando in sinergia in questi anni, hanno risposto a tutte le esigenze della famiglia in senso ampio. Credo che ad esito di 5 anni di lavoro, oltre alle politiche legate alla fiscalità, anche 6 milioni di euro di investimenti sulle scuole, 2 milioni di euro di investimenti sugli impianti sportivi, 2 parchi nuovi, 3 parchi riqualificati, varie iniziative di sostegno verso la genitorialità e le fragilità familiari hanno dato una risposta importante che è stata certificata, lo dico con un pizzico di soddisfazione, da aver avuto il riconoscimento di Città dei Bambini e di Punto Unicef, che sono testimonianza di come la nostra amministrazione, grazie a un lavoro di squadra, ha risposto a 360 gradi alle esigenze della famiglia. Credo che la strada sia questa, sia una strada giusta sulla quale proseguire. Per troppi anni forse la città ha pensato di rispondere al tema della residenzialità creando nuovi edifici abitativi. La risposta non doveva essere quella, lo testimonia oggi il fatto che abbiamo troppe abitazioni che sono seconde case, che sono affittacamere, ma nel contempo lo spopolamento prosegue. La nostra strada è puntare sull'offerta di servizi alla famiglia, perché turismo e residenzialità non devono essere in contrapposizione, ma devono lavorare in sintonia. Bene, chiudiamo il giro sulla domanda sulla famiglia con il candidato Claudio Marsano, a lei. Buonasera a tutti. La prima risposta per quanto riguarda l'assessorato alla famiglia è una risposta positiva, anzi io direi che sia necessario fare una consulta della famiglia dove tutte le esigenze delle famiglie vengono portate all'attenzione dell'amministrazione comunale e cercare di risolvere i problemi. Certamente Santa Margherita a fine degli anni 1995 ha avuto un'attenzione particolare a quelli che sono i servizi sociali, tanto che ci sono riconosciuti come uno dei migliori servizi sociali della Liguria. Ovviamente per quanto riguarda la famiglia è un fil rouge che parte dalla neonatalità fino a, come hanno detto i precedenti candidati sindaci, fino alla vecchiaia, tant'è vero che dal punto di vista dell'asilo nido, per quanto riguarda le scuole, per quanto riguarda il 101 che aveva fatto durante la mia amministrazione, sono tutti punti a favore per cercare di migliorare quelle che sono le possibilità per alleviare la famiglia da quelle che sono le necessità e cercare di potenziare quello che è la possibilità di lavoro. Questa è la cosa importante. Il lavoro poi è legato alle residenzialità, ovvero noi bisogna cercare di portare prima di tutto lavoro e l'unica nostra industria è il turismo. Il turismo è la fonte principale di lavoro, quindi lasciare Santa Margherita in questi ultimi tempi anche per contingenze che sono non solo cittadine ma anche ovviamente nazionali, io cerco di essere sempre possibilmente obiettivo, anche internazionali, ha portato a un depopolamento di quelle che sono le nascite. Come ha detto appunto il candidato Carvesazio, c'è stata una netta differenza tra quelle che sono le mortalità e quelle che sono le natalità. E questo bisogna invertire. Invertire la rotta e anche voler dare Santa Margherita, far vedere Santa Margherita una città sicura e vivibile, affinché alcuni lavori che possono essere attualmente gestiti dal proprio domicilio possa essere un momento in cui portare persone e aumentare quindi la residenzialità. Quindi la residenzialità, come detto prima, è legata esclusivamente al lavoro. Se c'è lavoro c'è residenzialità e i servizi devono essere assolutamente aumentati. Aumentati cosa può fare il Comune? Come ha già detto con i precedenti interlocutori, ovviamente il Comune può gestire in modo ottimale quelli che sono i servizi primari, vale asilo nido, le scuole, i buoni pasto, la mensa e quant'altro. Il centro diurno potenziarlo perché ovviamente io ho sempre detto che quello è l'asilo degli anziani, nel senso che la famiglia che ha la voglia di mantenere il proprio anziano nella sua culla, cioè la famiglia deve essere aiutata perché l'anziano possa avere un periodo di soddisfazione per quanto riguarda la giornata e rientrare tra i suoi cari alla sera. Questa è una formula che deve essere potenziata. Potenziata come? Attraverso anche la necessità di creare posti di lavoro
adoperandosi affinché le start-up, come si dice al giorno d'oggi, possano incentivare sia la residenza ma anche il lavoro a Santa Margherita. Bene, grazie anche a Claudio Marsano. Ora iniziamo il giro invece sulla seconda domanda, che tratta un tema relativo al commercio. La domanda è la seguente: che cosa intende fare per sostenere e valorizzare il tessuto commerciale cittadino? Questa volta a partire è il candidato Paolo Donadoni. A lei. Allora, partiamo dove siamo arrivati con questi 5 anni di impegno. Noi abbiamo sempre avuto la consapevolezza che il commercio è una risorsa e un motore della città e pertanto ci siamo impegnati per cercare di tutelarlo e di valorizzarlo e rilanciarlo. Penso ad esempio all'impegno messo per porre in luce le nostre eccellenze, fare rete tra i produttori locali, il progetto Anima Mundi, recuperare l'artigianato locale che è anche un elemento di coesione aggregativa. Nel 2018 abbiamo istituito la prima Deco Sanmagritese, denominazione comunale di origine, per valorizzare le attività agroalimentari e le tradizioni locali. Poi penso alla pratica Coop, nella quale abbiamo tutelato il piccolo commercio sanmagritese nei confronti della possibilità di aprire un ipermercato che sarebbe stato nocivo per il tessuto commerciale cittadino. Siamo riusciti invece a convertirlo in un supermercato alimentare che è concorrenziale con gli altri supermercati ma che non crea disagi per i piccoli commercianti di genere non alimentare. Abbiamo poi realizzato molte iniziative, come ad esempio consentire l'ampliamento dell'occupazione del suolo pubblico fino a 30 metri quadrati per esercizi commerciali, come intercettare finanziamenti per la formazione gratuita dei commercianti, come lottare contro l'abusivismo del commercio degli ambulanti. Tutto questo sempre in collaborazione con Ascom e CIV, associazioni di categoria, delle quali abbiamo anche sostenuto le iniziative e con le quali in particolare abbiamo creato un percorso per la tutela del commercio nel centro storico cittadino. Noi crediamo che su questa strada si possa proseguire per migliorare i rapporti tra amministrazione, commercianti e associazioni di categoria e dare nuovo impulso al commercio e all'imprenditoria. Abbiamo tante idee, ne indico solo alcune. Contributi economici per le imprese sanmargheritesi che vogliono investire per riqualificare i locali. Incentivi economici per le imprese sanmargheritesi che vogliono assumere o stabilizzare lavorativamente dipendenti residenti a Santa Margherita. E poi infine, nel contesto del comune che va a servizio del cittadino e semplifica le procedure, vogliamo istituire una figura professionale interna al comune con competenze trasversali, quindi intersettoriale, che possa accompagnare i privati per svolgere gli iter amministrativi su tutto il territorio sanmargheritese. Sono 3 idee concrete per dare impulso al commercio e all'imprenditoria di Santa Margherita Ligure. Grazie Donadoni, e adesso la palla passa a Claudio Marsano, tema del commercio. Ma il tema di commercio è un tema importante. Ovviamente se uno gira un po' per la città non sente tanto che lamentele per quanto riguarda la situazione economica attuale, quindi c'è una tendenza che va invertita. Ci sono state presenze che sono diminuite nell'arco degli anni, quindi c'è un appeal che è diverso per quanto riguarda quello che era una volta Santa Margherita. Io penso che la prima importante situazione che debba essere risolta è la situazione portuale, perché il porto, se funziona bene, se è attrezzato, se porta grosse imbarcazioni, se ha una sicurezza importante, è quello che potrà portare una nuova onda di reddito per quanto riguarda i commercianti. Il secondo punto è quello di destagionalizzare, che è la cosa importante, che si dice da tanti anni, ma molte volte è difficile farlo. Ora penso che la nostra idea sia quello di riuscire a collegare il commercio con il turismo, facendo appunto una consumo turismo che esisteva già ai tempi, non è stata mai poi potenziata, affinché tutte le azioni sia dei commercianti che degli artigiani che delle associazioni di volontariato sia nel campo culturale che nel campo ad esempio culturale in senso lato, come ad esempio possiamo pensare alla Tigugliano, come pensare ad esempio a Santa 2.0, che senza nulla togliere ad altre associazioni che sono presenti sul territorio, sono ad esempio 2 esempi che possono comunque far rivivere la città senza che ci sia un impegno importante da parte dell'amministrazione. Questo si chiama sussidiarietà, cioè non carpare le ali, ma cercare di potenziare quella che è l'attività privata in senso lato per cercare di aumentare quello che è il commercio. In poi la sicurezza. Ovviamente quando noi ci sono state fatte delle belle parole per quanto riguarda delle delibere dove c'è la polizia locale per cercare di limitare quelli che sono i disagi che si possono vedere all'interno della città, ma poi
queste situazioni qua sono rimaste tale quali nel tempo. Quindi vuol dire che non c'è stata un'attenzione importante, sono solo fare delle belle parole, ma attenzione non c'è stata. Ora poi sulla pratica della COP non voglio esprimere più di tanto, ma credo che sia un debacle per quelle che sono le piccole aziende, il piccolo commercio, che è quello che poi è inserito nel tessuto sociale, e questo tessuto sociale qua è quello che serve anche per mantenere dei contatti umani delle persone anziane, che sono ancora numerose fortunatamente in Santa Margherita. Grazie. Caversazio, come sostenere e valorizzare il commercio? Intanto secondo me bisogna partire da una premessa. Come sappiamo il commercio a livello internazionale ha subito dei forti cambiamenti negli ultimi 10 anni. Il commercio al dettaglio ha sofferto della nascita del commercio digitale, per esempio, che è un fattore in grandissima crescita. A Santa Margherita io penso che il commercio sia la vera forza della città, sia il motore pulsante della nostra città, anche se purtroppo, e questo credo che vada detto, i commercianti sono spesso stati lasciati da soli negli ultimi anni ad affrontare i loro problemi, e girando per la città, parlando con loro, si sente in maniera chiara che tenere aperto durante i mesi invernali diventa sempre più difficile e sopravvivere durante la bassa stagione diventa sempre più difficile. Per questo noi abbiamo voluto presentare, senza fare voli pindarici, 3 proposte concrete sul commercio. La prima è quella dell'istituzione, sul modello già sperimentato da tante città anche in giro per l'Europa, di un albo dei negozi storici che abbia una doppia funzione: da una parte quella di tutelare l'identità del commercio di Santa Margherita e dall'altra quella di promuovere i negozi storici della nostra città. La seconda proposta è quella di incentivare, tramite una forte riduzione della Tari, chi decide di continuare a tenere aperto durante i mesi invernali, che sono sempre più difficili, lo dicevamo, il turismo già ha subito dei cambiamenti, ma durante l'alta stagione comunque i commercianti riescono a lavorare. Naturalmente lo spopolamento della città ha aperto delle grosse problematiche per quanto riguarda il commercio nei mesi di bassa stagione, e quindi una forte riduzione della Tari per gli esercizi commerciali che decidono di tenere aperto durante i mesi invernali e che decidono di riqualificare le proprie attività, pensiamo che possa essere un contributo concreto per chi lavora in questo settore. E la terza proposta, e credo che sia anche questa molto importante, è quella di concordare le iniziative di promozione e soprattutto gli eventi che vengono fatti a Santa Margherita, soprattutto durante la bassa stagione, insieme ai commercianti, per far sì che non sia come nel passato, non siano decisioni che gli vengono calate dall'alto, ma a cui loro prendono parte, in modo da poter lavorare tutti insieme per poter cercare di destagionalizzare. Arriviamo così alla terza domanda, un tema di cui si parla molto in città, ed è questa la domanda: come pensa di affrontare il problema della viabilità comunale, in particolare il problema dell'accesso dei pullman turistici in città? Questa volta a partire il candidato Claudio Marsano, a lei. Ma il problema dei bus turistici è un problema annoso. Ovviamente le soluzioni che sono state trovate nel passato non sono soluzioni che hanno dato grossi frutti. Basta vedere una fotografia di 2 giorni fa, che c'erano almeno 6 o 7 pullman fermi in ghiaia bloccando tutta l'attività. La promessa fatta precedentemente dall'amministrazione in carica era quello che veniva risolto il problema in 100 giorni, sono passati 18 volte 100 giorni, ma il problema è stato risolto. Forse la soluzione intermedia, che era quella con una unione col Comune di Grappallo per cercare di limitare alcuni passaggi di pullman Santa Margherita, aveva alleviato un pochettino quello che è il problema. La nostra proposta è quella tanto di portare avanti quello che se ne parla da anni, è il discorso del parcheggio della stazione, che è quello che sarebbe risolutivo per quanto riguarda l'entrata dei pullman, e limitare i pullman a un numero accettabile per la città. Questo per quanto riguarda invece la viabilità, bisogna rivedere quello che è il piano del traffico, fare dei check per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico e acustico, e in base a quello ridisegnare alcune vie e come si fanno nei paesi normali. Caversazio, lei cosa ne pensa? Prima di tutto, se verremo eletti,
vogliamo commissionare uno studio sulla viabilità, che sia uno studio naturalmente presentato da professionisti del settore, perché come sappiamo il problema della viabilità è un problema molto complesso a Santa Margherita Ligure. La nostra idea però è quella di una città a misura di persona, in cui le persone che arrivano da fuori a Santa Margherita non debbano girare per la città cercando un posteggio e intrasando il traffico cittadino, e per questo sono d'accordo con il dottor Marsano. Anche noi, se verremo eletti, spingeremo fortemente per la creazione di un silos alla stazione, in modo che chi arriva a Santa Margherita possa lasciare l'automobile e girare la nostra città a piedi senza intasare il traffico. Per quanto riguarda i pullman turistici, come dicevamo, questo è un problema annoso a Santa Margherita che ci portiamo avanti da tanto tempo. Tutte le amministrazioni precedenti hanno fatto sempre grandi promesse sul problema dei pullman, che puntualmente non sono state potute essere rispettate, anche perché, lo sappiamo, ci sono tanti fattori in gioco. Io credo che il problema vada affrontato con serietà e con proposte concrete. Credo che in un primo momento quello che il Comune può fare sarà chiedere alle società di pullman turistici di comunicare preventivamente l'orario degli arrivi, in maniera da poter smistare i pullman in arrivo tra i 3 parcheggi che attualmente sono a disposizione, cioè quello della stazione, quello del Covo di Nord-Est e quello del campo sportivo, ed evitare che i pullman arrivino tutti insieme e tutti nello stesso momento, intasando il traffico cittadino e creando disagio ai cittadini. Viabilità e pullman turistici, chiude il giro Paolo Donadoni, a lei. Allora, sicuramente il tema della viabilità è una delle criticità fondamentali di Santa Margherita e lo è da decenni. Mi fa piacere che entrambi abbiano citato il parking della stazione, che è la nostra idea di 5 anni fa e che ancora adesso portiamo avanti. Io direi che noi abbiamo alcune idee principali, che sono riuscire a semplificare il sistema dei parcheggi. Abbiamo troppe tariffe, troppe fasce orarie, troppe complicazioni, va semplificato. Secondo, informatizzare la gestione dei parcheggi. È l'idea della Smart City, oggi si deve poter gestire tutto anche attraverso un cellulare. Terzo, riuscire ad aumentare il numero dei parcheggi senza aumentare le tariffe. E quarto, mettere le macchine in struttura. Su questi ultimi 2 obiettivi, che sono probabilmente principali, credo ci siano già delle possibilità concrete. Le cito: 102 parcheggi pubblici, liberi, gratuiti a San Siro in via del Piero Teramo. Sono in costruzione, verranno realizzati fino ai lavori prevista a novembre 2019. 25 parcheggi in via Liuzzi, sotto il Palazzo dello Sport. Sono in corso di realizzazione, consegna lavori prevista per il 2020, inizio primavera. Poi altre ipotesi sono i 130 parcheggi sotto l'ex ospedale via Fratelli Arpe, 30 parcheggi in via Marti del Turchino. Il Comune e la nostra amministrazione ha realizzato un progetto che è già preliminare, e infine i 250 parcheggi del parking in stazione di cui si parlava prima. Questo mi porta a parlare dei pullman. Noi avevamo detto che volevamo portare lì i pullman turistici, l'idea è ancora quella, però la procedura è risultata molto più complessa del previsto. Quindi nel frattempo abbiamo smistato 5 mesi all'anno i pullman turistici a San Siro, 7 mesi all'anno a Punta Pedale. Nel contempo abbiamo attivato un servizio di accoglienza insieme ai comuni di Portofino e di Rapallo per fermare i pullman turistici dall'autostrada di Rapallo e con le navette portarli a caricare poi dai battelli su Rapallo e arrivare a Santa Margherita in battello. Purtroppo il sistema stava funzionando discretamente, stavamo anche sistemando le criticità, ma è arrivata la mareggiata che ha distrutto il litorale marino e in questo momento temporaneamente impedisce di seguire questa strada. Allora abbiamo comunque concluso il progetto preliminare con Sistemi Urbani per modificare il progetto del parcheggio stazione e prevedere lì a piano strada i pullman turistici. Questo è stato fatto, si tratta ora di riuscire a realizzare oggettivamente questo progetto. Torno ai parcheggi, vi ho delineato le possibilità che ci sono, quali sono gli obiettivi? 2. Il primo obiettivo è realizzare 300 nuovi parcheggi in 5 anni. È un obiettivo importante ma possibile. 127 sono già in corso di realizzazione e verranno completati entro 10 mesi. Secondo obiettivo, con i parcheggi in più, riuscire a rendere i parcheggi gratuiti per i residenti su tutto il territorio sanmargheritese per 24 ore al giorno e 365 giorni all'anno. Fino a quando non potremo fare questo, manterremo l'ora gratuita per i residenti. Bene, grazie. Siamo al giro di boa delle domande. Un altro tema di cui si parla a Santa Margherita Ligure e che in qualche modo è già venuto fuori è quello del turismo, quindi non potevamo che guardare anche in questa direzione. La domanda è: intende puntare a uno sviluppo del turismo? Soprattutto quali iniziative pensa di attuare per favorire la destagionalizzazione? Torniamo a rifare il giro secondo l'ordine di estrazione, quindi parte per primo in questo caso Guglielmo Caversazio con la lista L'Alternativa per Santa. Per quanto riguarda il turismo, un po' come per il commercio, bisogna partire secondo me da un presupposto generale. Il turismo è cambiato tantissimo negli ultimi anni,
il turismo di qualità a cui siamo abituati a Santa Margherita è comunque presente, ma è, diciamo, in calo il turismo classico di Santa Margherita, anche quello delle seconde case. Le persone che arrivano a Santa Margherita spendono nella nostra città meno tempo mediamente di quello che spendevano molto tempo fa, e questo ci obbliga a ripensare il nostro turismo. La nostra idea è quella di puntare su un turismo di qualità, un turismo ambientale legato soprattutto al Parco del Monte di Portofino, che come sappiamo potrebbe diventare, speriamo che diventi, parco nazionale, e pensiamo che questo sia veramente un punto importante. Il Parco Nazionale del Monte di Portofino darebbe la possibilità a Santa Margherita di avere un prodotto turistico che possiamo esportare nel mondo, un prodotto di qualità, l'unico parco in Italia che avrebbe sia la parte, diciamo, naturale che la parte di area marina protetta, e questo è una cosa che noi dobbiamo imparare davvero a propagandare nel mondo per cercare di intercettare, e questo è importante, nuovi mercati, perché il turismo, come dicevo, è cambiato, il costo opportunità di spostarsi nel mondo è differente rispetto a molti anni fa, e quindi noi dobbiamo puntare a nuovi mercati. Soprattutto io penso ai mercati asiatici, dove c'è una forte classe media che si sta arricchendo e che inizia a viaggiare sempre di più, e che soprattutto viaggia in periodi dell'anno che noi consideriamo stagioni quasi morte, quindi la primavera e l'autunno specialmente, dove le condizioni climatiche di quei luoghi impediscono un buon livello di vita, e diciamo, la classe media e la classe medio-alta si sposta sempre di più per viaggiare in quei periodi. Quindi attraverso i nuovi canali di comunicazione, soprattutto intercettare queste nuove fette di turismo, questi nuovi mercati, sarebbe fondamentale per Santa Margherita, perché darebbe la possibilità finalmente per la prima volta di destagionalizzare veramente. E noi vogliamo introdurre una proposta concreta per questo, che è la proposta della Conferenza del Turismo. Che cos'è la Conferenza del Turismo? La Conferenza del Turismo è un tavolo a cui partecipano il Comune, gli albergatori, i commercianti e tutti gli operatori turistici, insieme ai quali si decide la programmazione sia della promozione turistica, sia degli eventi sia in alta che soprattutto in bassa stagione, e che la Conferenza del Turismo, in maniera collegiale e quindi istituzionalizzando il dialogo tra i cittadini e con i cittadini da parte del Comune, potrà, secondo noi, decidere come allocare i fondi derivanti dalla tassa di soggiorno per avere veramente una città che va tutta nella stessa direzione, unita, per destagionalizzare e per aumentare i flussi turistici. Turismo e destagionalizzazione, proseguiamo con Paolo Donadoni, a lei. Allora, anche in questo caso dobbiamo proseguire sul cammino tracciato. Bandiera blu, bandiera lilla, premio Comuni Virtuosi, nel maggio 2014 non c'erano, oggi ci sono. Sono delle certificazioni di qualità del territorio e dei servizi. Significano che c'è un percorso in atto che riguarda uno sviluppo non soltanto di valore ambientale, ma anche di valore turistico ed economico. Bandiera lilla vuol dire tante cose, ma vuol dire anche bagnino nella spiaggia libera più grande, battello per la pulizia del mare, corrierina nel mare. Bandiera lilla vuol dire tante cose, ma vuol dire anche ascensori in stazione, vuol dire nuovo sportello informatisabili, vuol dire baby parking in spiaggia. Questa è la strada sulla quale proseguire per migliorare. Ad esempio come? Ad esempio la corrierina nel mare quest'anno vorrei portarla fino al quartiere degli Ulivi. Ad esempio la linea 98 per l'ospedale e le spiagge vorrei facesse capolinea non in piazza Marte della Liberazione, ma che arrivasse fino a San Siro. Poi la destagionalizzazione, su questo abbiamo 3 idee. La prima è l'imposta di soggiorno per realizzare grandi eventi destagionalizzati in accordo con gli albergatori con i quali abbiamo stipulato un protocollo d'intesa, facendosi aiutare anche da professionisti del marketing per poterli lanciare a livello internazionale. La seconda, la riqualificazione delle crese che dal centro urbano conducono alle frazioni San Lorenzo e Nozzarego. Sono dei viottoli con vedute straordinarie, la loro riqualificazione è utile non soltanto ai cittadini ma anche al turismo, a quel turismo escursionistico tipicamente fuori stagione che vede nell'ente parco il suo faro di riferimento, l'ecosostenibilità, la consapevolezza. La terzo punto sono le grandi opere e noi vediamo il centro congressi, l'eliporto e Villa Durazzo con riferimento al turismo. Ci siamo già mossi su tutti questi settori. Il centro congressi lo abbiamo pensato in centro città, accanto a Piazza Mazzini, proponendo una modifica della scheda tecnica dell'ex ospedale via Fratelli Arpe. L'eliporto l'abbiamo pensato sulla strada per Portofino e lo abbiamo inserito nel progetto che il Comune ha realizzato di messa in sicurezza del porto. Villa Durazzo stiamo già investendo 2 milioni di euro, i 50% pagati dal Ministero, per riqualificare il portale e il porticato, cioè l'accesso a mare della villa. Queste sono le nostre idee per lo sviluppo di Santa Margherita e sono già in corso di realizzazione. Conclude il giro sul tema del turismo e destagionalizzazione Claudio Marsano.
Ma a questo punto potrei stare anche zitto, perché le idee dei precedenti candidati mi sembrano idee ottime. La questione è che alcune parti sono neofiti e va bene, altra parte abbiamo invece delle promesse che potevano essere fatte nell'arco di 5 anni. Comunque, a parte le polemiche, noi vogliamo che prima di tutto aumentare quelle che sono le infrastrutture per il turismo, e quindi è stato già citato 100 congressi, che credo sia molto difficile riuscire a realizzare in quella zona, anche se se potrebbe essere auspicabile. La seconda cosa è quella di, ho detto prima, consulta del turismo, che deve essere legata alla consulta dello sport, che deve essere legata alla consulta della famiglia, si devono interfacciare. La terza cosa è quella di valorizzare, come non è stato fatto adesso, il progetto Santa Margherita, che gestisce appunto il complesso di Villa Durazzo e del Castello. Questa deve essere la longa mano del Comune, che insieme all'assessorato del turismo, insieme ai commercianti, insieme alla consulta del turismo, dove ci sono commercianti obbligatori, ma ci sono vari, ad esempio anche le associazioni sportive, che hanno una loro importanza per quanto riguarda la creazione di eventi. E poi, perché no, fare diventare Santa Margherita Portofino un outlet di grande rilievo. Noi abbiamo un outlet naturale. Quando vado a Serravalle vedo quelle casette che possono assomigliare alle nostre palazzate. Perché non cercare di parlare con i commercianti, parlare con l'amministrazione di Portofino, con l'amministrazione di Rapallo, e cercare di fare veramente quel turismo comprensoriale che è stato dimenticato per molti anni. Questo potrebbe portare in questa sinergia un miglioramento sia non solo per Santa Margherita, ma per tutto il Tigullio e anche il Golfo Paradiso. Arriviamo così alla quinta domanda, un tema di cui le persone a Santa Margherita Ligure parlano, si chiedono, forse anche senza conoscere i vari aspetti burocratici. Allora andiamo a vederla. In città ci sono due edifici che aspettano di conoscere il loro destino, l'ex ospedale di Via Roma e l'ex ospedale di Via Fratelli Arpe. Come pensa di intervenire per sbloccare entrambe le situazioni? Naturalmente occhio al tempo, la penultima domanda. Inizia il giro, Paolo Donadoni. Allora, sono due problemi endemici di Santa Margherita Ligure, in realtà però sono due proprietà private, quindi non è che il Comune possa decidere e fare. Non sono neanche omogenei tra di loro, perché l'ex ospedale Via Roma è proprietà di una società privata, mentre l'ex ospedale Via Fratelli Arpe è proprietà di una partecipata pubblica, un ente regionale. Noi siamo per risolvere le situazioni irrisolte e abbiamo cercato di massimizzare l'interesse pubblico sulle schede tecniche di queste operazioni. Per Via Roma inizialmente c'era stato un parere negativo della sovrintendenza, oggi superato da un nuovo parere positivo, quindi l'iter è in soluzione. Se parliamo di opere non comunali che sono impattanti sulla città, io parlerei anche del San Giorgio di Corte, ad esempio, per il quale c'è stato un interessamento di una importante RSA nazionale e che potrebbe rappresentare davvero una riattivazione dell'economia nell'area di Corte. L'ex ospedale di Fratelli Arpe invece realmente è la struttura fatiscente più grande del nostro centro cittadino ed è anche, come dire, inutilizzata, inagibile, invenduta da oltre un decennio. Noi vogliamo assolutamente modificare la sua scheda tecnica per massimizzare l'interesse pubblico. È previsto che al Comune già oggi arrivi un locale a servizi comunali e dei parcheggi. Noi vogliamo che questo locale non sia di 800 metri quadri, ma sia di 1200 metri quadri per poterci realizzare il centro congressi, una struttura polifunzionale. E vogliamo che i parcheggi che arrivano al Comune siano quelli ai piani alti e non ai piani bassi, perché evidentemente sono più fruibili e hanno un valore economico diverso. Pensate cosa vuol dire avere a 2 passi da Piazza Mazzini, in centro città, un centro congressi per 700 persone con sotto 200 parcheggi. La gente esce e è in città, ai bar, ai ristoranti, ai negozi. Sarebbe veramente una risposta concreta all'esigenza atavica di Santa Margherita di poter rispondere al turismo destagionalizzato. Se noi vinceremo, la modifica della scheda tecnica dell'ex ospedale di Fratelli Arpe sarà il primo atto di Consiglio Comunale. Bene, il prossimo candidato a rispondere è Claudio Marsano. Ma per quanto riguarda l'ospedale di Via Roma, l'ex ospedale di Via Roma ha già risposto l'attuale sindaco, ormai i giochi sono fatti, bisogna solo aspettare che ci sia la procedura non so se deve fare un passaggio in Consiglio Comunale, credo di sì. Per quanto riguarda l'ospedale invece via Fratelli Arpe, ovviamente devo parlare della storia perché è stata chiesta dalla Regione una modifica a quello che era il piano regolatore dei servizi comuni e noi abbiamo ottemperato a quello che chiedeva la Regione per renderlo più, diciamo, vendibile. Quindi la previsione è quello, sono solo residenziali. Non credo che 1200 metri quadrati possano bastare per un centro congressi perché basta informarsi e i centri congressi che funzionano sono da 1000 persone in su.
e per ogni persona ci vogliono almeno 2 metri quadri, per cui ci vogliono, fate il conto, ci vogliono almeno 2000 metri quadri, perché il centro congressi non sono solo le seggiole, ma sono anche tutti gli annessi e connessi che servono per la pubblicità di quelli che organizzano congressi. Tutto il discorso dei parcheggi 120, 130, sopra e sotto è stato fatto in una scheda tecnica approvata al Consiglio Comunale all'unanimità nel 2011, quindi sono cose che potevano essere tranquillamente gestite, siamo nel 2019, quindi perché nessuno è andato a parlare con Arte chiedendo queste situazioni? Ma siamo trovati all'ultimo momento, senza nessuna interfaccia, a dover provare non quello ma un altro centro commerciale e ci siamo opposti perché quello avrebbe ammazzato tutte quelle che sono le situazioni economiche del Paese. Quindi ci sono i tempi per velocizzare, la possibilità di velocizzare questa pratica, secondo lei? Ma la velocizzare questa pratica sì, ma non penso che in questo momento qua il privato che presenterà una proposta, è stata presentata, poi si è presentata una controproposta in data 24, quindi ne abbiamo 11 fra pochi giorni, dopodiché partirà quello che è previsto nel piano regolatore approvato dal Consiglio Comunale con l'egida della Regione. Tema di sanità e lavori pubblici, Caversazio, tocca a lei. Per quanto riguarda appunto l'ospedale di Via Roma, io penso che i miei colleghi abbiano già risposto ampiamente. Ci tengo semplicemente a far notare che da quando è stato dato in concessione il bene dell'ospedale di Via Roma a quando adesso forse partiranno i lavori sono passati più di 10 anni e questo credo che non sia ammissibile in una città come Santa Margherita perché 19 anni. Diciamo che sono oggettivamente troppi e penso che 19 anni per poter completare un investimento a Santa Margherita siano un problema. Questo è ormai appunto un problema non legato al passato ma una cosa su cui dobbiamo interrogarci secondo me per il futuro. Per quanto riguarda invece l'ospedale di Via Arpe, io credo che la situazione sia decisamente meno rosea. Perché lo dico? Perché Santa Margherita ha perso un ospedale ormai molti anni fa. Questo penso che sia normale perché è finita l'epoca in cui ogni paese poteva avere il suo ospedale, ma all'epoca della chiusura erano stati promessi 800 metri quadri di piastra ambulatoriale nell'ospedale di Via Fratelli Arpe. Questa promessa non è stata mantenuta, il fatto che il Comune adesso voglia modificare la scheda tecnica renderà impossibile che venga aperta una piastra ambulatoriale di quelle dimensioni, aprirà una piastra ambulatoriale alla Coop ma di dimensioni molto ridotte, un quarto delle dimensioni della piastra ambulatoriale prevista all'ospedale. Questo penso che sia una cosa molto grave. Sull'ospedale di Via Arpe noi avevamo presentato la nostra proposta, che era la proposta di istituire insieme all'Università di Genova un centro internazionale di studi sul cambiamento climatico attraverso una permuta di beni tra l'Università e Arte, la partecipata che possedeva lo stabile. Nel frattempo, come anticipava il dottor Marsano, è intervenuta questa offerta che Arte ha accettato, quindi stiamo parlando in questo caso di una situazione in itinere e su cui io credo non bisogna sbilanciarsi, anche perché non sono ancora chiare le volontà dell'investitore. Quello che posso dire è che noi crediamo che assolutamente sia da rifuggire qualsiasi intervento nella struttura dell'ospedale che vada a creare nuove unità abitative e anche in edilizia convenzionata. E questo lo dico perché negli ultimi 10 anni il numero delle case a Santa Margherita è aumentato esponenzialmente, questo non ha impedito che la nostra città si stia spopolando e anche le operazioni in edilizia convenzionata, e c'è un caso che a Santa Margherita è eclatante, che è quello delle case dell'ex Sotam, hanno dimostrato che l'edilizia convenzionata, quando non è fatta con criteri attenti e quando non è attenzionata appunto e soprattutto non sono previsti piani economici studiati veramente molto bene, risulta un investimento non fruttuoso per la città e in realtà anzi anche dannoso per le famiglie coinvolte. Quindi avrei molta attenzione su questo e quello che posso dire è che noi saremo sempre contrari alla trasformazione della struttura dell'ospedale di Via Fratelli Arpe in nuovi appartamenti. Bene, grazie. Siamo così giunti all'ultima domanda che riguarda il porto e il fronte mare. Siamo partiti naturalmente dai danni causati dalla mareggiata, ma anche dalla decisione della Giunta di ridiscutere il progetto di riqualificazione del porto. Dunque la domanda è: come affronterà il tema della messa in sicurezza dello scalo e del fronte mare e se ha dei progetti in mente. Questa volta a partire il candidato Claudio Marsano. Situazione del porto è un'altra situazione annosa. Il nostro porto è un porto rifugio di prima classe, mezzo di porto e mezzo peschereccio, e deve essere mantenuto tale. Noi siamo sempre stati contrari ad concedere la concessione del tutto del porto ad un unico privato. E faccio sempre questo esempio, cerco di essere veloce.
Il porto Carlo Riva negli anni 70 è stato costruito dal nulla ed la concessione è stata di 50 anni, poi ovviamente rinnovata. Il porto di Santa Margherita, che è stato costruito dai cittadini italiani, non da Santa Margherita gli italiani, non può essere dato per 35 anni ad un privato. Quindi la nostra intenzione è quella di, non per essere contro i privati, ci mancherebbe altro, questo l'investitore deve essere ben accetto, però nel nostro pensiero il bilanciamento da quello che è il bene comune rispetto al bene privato, anche se adesso è diminuito notevolmente per quanto riguarda alcune metrature, non è pareggiabile, per cui bisogna invertire la rotta. Invertire la rotta cosa vuol dire? Costituire la società misto pubblico-privato per cercare di soddisfare quelle che sono le esigenze primarie, che sono la tutela dei pescherecci, della piccola pesca, delle associazioni sportive, e cercare poi di coinvolgere in modo regolare, secondo le leggi, quelle che sono le realtà attualmente presenti, che sono quelle, dico sempre io, da anni, che hanno dato un valore aggiunto a Santa Margherita, una PIL che altri porti non hanno, perché questo qua è un porto all'interno della città. La riqualificazione deve essere non solo nella parte verso il molo di soprafflutto, che adesso è stato danneggiato e ripristinato grazie a tutto l'impegno che ha avuto la Regione, la Sovrintendenza, in parte anche ovviamente l'amministrazione comunale, ma anche quella parte che parliamo di Sant'Erasmo, parliamo della parte per arrivare al Molo Maroncello, dove lì c'era già un progetto durante la mia amministrazione che era quello di riqualificarlo per portare i grossi yacht verso ancora più all'interno della città. Questo vuol dire sviluppare commercio, perché purtroppo, volenti o nolenti, quelli che noi dobbiamo cercare di portare a Santa Margherita sono quelle persone che abbiano una certa disponibilità, che possono valorizzare quelle che sono, è una città piccola. La seconda cosa, mi riaggancio al porto, ma anche per quanto riguarda le strutture periferiche, è quella della grande riqualificazione per quanto riguarda la parte periferica, con il ripristino di quelli che sono il terrazzamento, il ripristino degli uliveti e dei castagneti e delle essenze che possono essere coltivate all'esterno, per cercare di dare lavoro, sicurezza e innanzitutto evitare quelli che sono i dissesti idrogeologici per quanto riguarda la parte centrale, ovvero mettere a posto i terrazzamenti vuol dire dare un impulso alla città anche dal punto di vista turistico, ma dare un impulso alla città per quanto riguarda il lavoro e dare una sicurezza alla città. Quella parte pubblica dovrà fare quello che ha detto ad esempio l'attuale candidato sindaco, mettere a posto le creuse, mettere a posto tutte quelle che erano la parte, ma dare anche un incentivo a quelle che sono le soluzioni che vengono proposte dal privato. Mi viene in mente doni in urbanizzazione zero se uno vuole ristrutturare e dare la possibilità di affittare case per aumentare la residenza. Oneri zero, Tari diminuita, anche se per quanto riguarda la Tari, quando diminuisce una parte ricordate che bisogna aumentare da qualche altra parte, quindi le promesse poi vanno mantenute, sicuramente vanno considerate in modo preciso, perché il tributo deve pagare quello che è la spesa. Grazie. Bene, grazie. Proseguiamo ora con il tema Porto Fronte Mare e i progetti con Guglielmo Caversazio. Bene. Io credo che sul porto vada fatta un po' di chiarezza. In questi ultimi anni silenzi ed ambiguità hanno portato veramente a una situazione di incertezza su quello che poi è la prima industria della città, perché il porto è la prima industria della nostra città. In questo momento le persone che lavorano nel porto, che da una vita lavorano nel porto e che con il loro lavoro nel porto di Santa Margherita mantengono le loro famiglie, non sanno quale sarà il futuro del porto di Santa Margherita e quale sarà il futuro del loro lavoro. E questo credo che debba essere la prima preoccupazione di chiunque vada ad amministrare la nostra città. Noi naturalmente vogliamo che vengano eseguiti i lavori di messa in sicurezza del porto per evitare che un evento simile alla mareggiata dello scorso ottobre possa trovarci nuovamente impreparati. Questo è fondamentale, perché va data sicurezza a tutte quelle persone che nel porto ci lavorano e che non possono rischiare ogni calamità naturale di soffrire un danno come quello dell'ultima mareggiata. Questo è veramente molto importante. Tuttavia, con riferimento all'attuale progetto di riqualificazione del porto, noi crediamo che questa procedura vada archiviata, perché ha seguito un iter dettato da una legge, la legge Burlando, che nel frattempo è stata superata dal nuovo codice degli appalti, che tra l'altro contiene norme molto più stringenti per quanto riguarda la trasparenza dell'iter, e quindi
crediamo che vada archiviata questa procedura e vada riniziata una nuova procedura seguendo il nuovo codice degli appalti. In ogni caso, e qui stiamo di nuovo parlando di una situazione in itinere, per cui sbilanciarsi troppo io credo che sia anche fuori luogo in questa sede, noi possiamo promettere questo, possiamo promettere che non permetteremo mai interventi invasivi nel porto che possano snaturare la faccia della nostra bellissima città, perché il porto di Santa Margherita è un porto fronte mare naturalmente, è un porto nel centro della città e qualsiasi intervento sul porto è un intervento che cambia la faccia della città, quindi su questo posso essere molto chiaro, noi non permetteremo mai degli interventi che siano invasivi e che vadano a snaturare la faccia della nostra città. Ha ancora 1 minuto e 52 secondi, se lo vuole utilizzare questo tempo per aggiungere qualcosa su questo tema o su qualcos'altro può farlo. Sì, vorrei aggiungere semplicemente qualcosa su questo tema per dire che secondo me sul porto in questo momento vengono offerte soluzioni un po' troppo semplicistiche. La questione del porto è una questione veramente molto delicata, l'iter che è in atto è un iter che va avanti da molti anni e su cui tra l'altro i cittadini non sono stati informati adeguatamente. E credo che tutte le proposte che vengono messe in campo in questa fase siano proposte che non tengono conto dei problemi reali delle persone che lavorano dentro il porto. Questo penso che vada sottolineato, che bisogna sottolinearlo perché quando si parla di possibilità di partenariati pubblico-privati a maggiore partecipazione pubblica, quindi il famoso 51%, 49%, non si tiene conto che con il nuovo codice degli appalti anche questi partenariati pubblico-privati dovranno per forza di cose partecipare a delle gare e quindi non è detto che vincano. Quindi questo è un altro punto che va sottolineato per conoscenza nei confronti dei cittadini, che qualsiasi azione che venga intrapresa è un'azione che comunque viene riportata al codice degli appalti, è una gara a cui un partenariato pubblico-privato può partecipare, ma possono partecipare anche società private e quindi questo credo che fosse importante sottolinearlo perché è bene che tutti lo sappiano. Bene, grazie. 28 secondi, li vogliamo usare oppure andiamo avanti? Ok, allora andiamo avanti. Conclude il giro di risposte Paolo Donadoni, a lei. Allora, il progetto strutturale per la messa in sicurezza del porto l'abbiamo già realizzato e approvato in giunta. Sicuramente dall'ottobre 2018 è stato stravolto il litorale marino, il porto è stato fortemente danneggiato, noi ci siamo seduti a un tavolo con Capitaneria, Regione Liguria, Ministero, Provveditorato per capire come lavorare insieme e risolvere il problema che si era creato. In un mese abbiamo fatto una variazione di bilancio di 800.000 euro per gli investimenti più urgenti. In 4 mesi abbiamo chiuso la breccia del porto e ripristinato la massicciata. In 5 mesi abbiamo fatto un progetto definitivo per la messa in sicurezza totale del porto e abbiamo reperito 15 milioni di euro di finanziamento. Li abbiamo reperiti anche grazie al fatto che non abbiamo chiesti soltanto per la riparazione del porto al Ministero delle Infrastrutture, ma l'abbiamo chiesti anche alla Protezione Civile come difesa della città, altrimenti probabilmente oggi saremmo ancora qui ad attendere un miracolo per trovare questi soldi. In 6 mesi abbiamo completato i lavori in Piazzale Cagni e stiamo completando quelli in Banchinarizzo e Piazzale Rizzo. Ora mi sembra di poter dire che barche affondate su Naviglio non ce ne sono più. Gli yacht sono tornati a ormeggiare, le navi a crociera anche, il Vela Festival si è celebrato regolarmente, la bandiera blu l'abbiamo salvata. Quindi il lavoro fatto e gli obiettivi raggiunti hanno consentito di salvaguardare tutta l'imprenditoria portuale. Allora con la delibera di giunta 117/2019 noi abbiamo detto, e cito testualmente, si intitola fra l'altro atto di indirizzo in merito alla ricostruzione e gestione futura del porto. E abbiamo detto testualmente, anche alla luce degli eventi e degli ingenti investimenti pubblici convogliati sul porto, l'amministrazione comunale deve avere un ruolo ineludibile nello sviluppo gestionale e nel coordinamento operativo futuri del porto, per garantire, oltre alla difesa dell'abitato, anche la tutela dell'attuale tessuto produttivo e imprenditoriale e dell'associazionismo. Più chiaro di così, la nostra posizione è stata messa nero su bianco. Secondo noi deve essere la pubblica amministrazione che si occupa del progetto del porto, di realizzarlo e poi per la gestione si potrà pensare, e già stiamo pensando, a un sodalizio pubblico-privato che tenga conto dell'importanza e del coinvolgimento della imprenditoria portuale. Ora, il tema è molto delicato e complesso e va affrontato con la dovuta sensibilità e con le dovute competenze. Tanto ci è voluto per cercare di creare questi equilibri, che sono anche equilibri dei rapporti personali e interpersonali, quanto poco ci vuole a farli saltare. Quindi la delicatezza di questo tema, secondo me, deve essere ben attenzionata. Approfitterei dell'ultimo minuto per fare 2 considerazioni su alcune cose che ho ascoltato. Anzitutto ringrazio sia il dottor Marsano che il dottor Caversazio per alcuni apprezzamenti che hanno espresso nei confronti dell'operato dell'amministrazione.
Due puntualizzazioni. Una, quando si parla di 800 metri quadri di piazza ambulatoriale nel progetto del 2011, in realtà non era piazza ambulatoriale, erano servizi comunali e sanitari, dunque potevano essere parzialmente comprensivi nella piazza ambulatoriale. La seconda cosa, quando si parla dell'ospedale di Fratelli Arpe, col rischio che lì venisse un centro commerciale, in realtà non è un rischio realistico. Noi chiedevamo semplicemente di modificare le destinazioni d'uso uniformandole a tutte quelle della legge regionale. Quando ci è stato obiettato questo pericolo, abbiamo detto benissimo, eliminiamo la destinazione commerciale. Quindi se quello era il pericolo, l'operazione poteva già essere approvata, eliminando quella clausola. Ok. C'è qualcosa da dire in un flash di 19 secondi? Se no chiudiamo. D'accordo. Bene, allora abbiamo ascoltato i tre candidati sui temi che stanno a cuore alla città, abbiamo parlato di famiglia, di commercio, viabilità, turismo, lavori pubblici e anche in ultimo il porto e il fronte mare. Adesso diamo la possibilità di rispondere un minuto a testa, un appello al voto, che cosa desidera per il futuro di Santa Margherita Ligure, cosa funziona bene e va sostenuto, cosa va cambiato e introdotto di nuovo. Un appello dunque alle persone perché dovrebbero votarvi. Iniziamo dunque anche in questo caso dall'ordine di estrazione, quindi di comparizione sulla scheda elettorale. Inizia Guglielmo Caversazio della lista L'Alternativa per Santa. Via il tempo. Bene, per prima cosa chiedo a tutti di andare a votare il 26 maggio, perché votare è un diritto ma è anche un dovere civico e lo diventa a maggior ragione nel momento in cui, come ora, la nostra città ha bisogno di un cambiamento forte. Per questo la nostra lista si chiama L'Alternativa per Santa, perché per la prima volta i cittadini hanno la possibilità con il loro voto di archiviare le esperienze negative del passato e di guardare al futuro con coraggio. Noi non siamo quelli che credono di avere una bacchetta magica con cui risolvere i problemi, ma pensiamo che con un atteggiamento serio, concreto e con idee nuove la nostra città si possa risollevare. Se anche i cittadini, e io ne sono convinto, pensano questo, li invito a votare Guglielmo Caversazio sindaco, L'Alternativa per Santa, per portare veramente un cambiamento a Santa Margherita. Un flash da dire 18 secondi? Va bene allora così, proseguiamo e ora tocca a Paolo Donadoni. La lista Insieme per la città. Allora, noi abbiamo una squadra consolidata da 5 anni di amministrazione che abbiamo integrato con persone nuove per portare a compimento il percorso di cambiamento iniziato nel 2014. Riteniamo che il secondo mandato amministrativo sia fondamentale per poter portare a termine i progetti iniziati. Noi garantiamo un territorio unito dal lavoro di 3 sindaci, Portofino, Santa Margherita e Rapallo, che collaborano per guardare con fiducia al futuro in sintonia con la Regione Liguria. Noi garantiamo la continuità per proseguire e completare il percorso iniziato con l'esperienza maturata in questi 5 anni di amministrazione. Noi garantiamo una squadra di amici, perché soltanto persone che si stimano e si aiutano rendono possibile una buona e duratura amministrazione. Per queste ragioni vi chiedo di dare fiducia alla nostra amministrazione, vi chiedo di dare nuova forza al cambiamento che deve compiersi. Bene, grazie. 10 secondi, uno slogan oppure andiamo avanti. Benissimo, grazie. Concludere è Claudio Marsano della lista Progetto Santa insieme con voi. Un minuto, a lei. Io mi sono presentato anche questa volta con 2 scopi precisi. Il primo è ovvio, è quello di fare il bene comune della città e quindi cercare di amministrare al meglio. Il secondo è quello di avere nella squadra persone che abbiano competenza amministrativa, che è cosa molto importante, a fronte di persone giovani sia di età anche di esperienza amministrativa. Questo per cercare di costituire una squadra che nei prossimi 5 anni, non questi, nei prossimi ulteriori 5 anni, possano governare con una certa cognizione di causa. Questo è successo con i nomi che abbiamo in lista. Ovviamente devo fare ammenda che nell'arco del mio passato amministrativo ho avuto delle negatività, anche delle positività. L'importante è quello di amministrare in modo preciso e in modo concreto. Questo è quello che vogliamo perché la gente ci voti. Benissimo, grazie anche a Claudio Marsano, grazie per essere stati con noi, siamo giunti al termine della trasmissione, naturalmente l'invito poi è al voto alle elezioni appunto del 26 di maggio. Ringrazio Guglielmo Caversazio, Paolo Donadoni e Claudio Marsano. Con il Direttamente Su ci ritroviamo lunedì prossimo, parleremo del Comune di Lavagna. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci.